Sfida affascinante in occasione dell'ultimo impegno ufficiale dell'anno per il Vitulano Drugstore Manfredonia. Al Palace Caloria arriva la Roma Grandi Firme, un'occasione per salutare i tifosi con un sorriso e chiudere un 2024 da incorniciare. Buon pomeriggio dal Palazzetto dello Sport di Manfredonia da parte di Gianluca Valente. Pronto a raccontarmi il match valevole per l'11ª giornata del campionato di Serie A tra Vitulano Drugstore Manfredonia e Roma 1927. Ultima gara dell'anno solare per quel che riguarda il massimo torneo nazionale di futsal, con un match che deve dare delle risposte importanti da una parte e dall'altra. Classifica non è positiva sia per il Manfredonia con l'obiettivo salvezza che per la Roma, che ha un obiettivo, quello di gareggiare per le primissime posizioni in classifica. Squadra che adesso è in piena zona playoff, più che altro in proiezione anche Final 8 di Coppa Italia, ma il distacco è piuttosto notevole dalla vetta, mentre in caso di vittoria sarebbe tutto ancora vicinissimo per quel che riguarda il podio. Prima di entrare nelle pieghe di questo match andiamo a leggere le formazioni a disposizione dei due tecnici. Manfredonia che si presenta con Caio Ainsa con la maglia numero 12, con il 4 Lucio, 7 Murgo, 10 Barbieri, 11 Canal, 14 Gelve, 16 Andrea Ferreira, 17 Nenna, 20 Belloni, 21 Pezzin, 22 Musumeci. In panchina David Ceppi. Risponde la Roma con Daniele Ducci tra i pali con la maglia numero 13, con il 2 Ercolessi, 8 Murilo, 15 Borolo, 16 Ceccarelli, 17 Seferi, 18 Avellino, 20 Fortino, 23 Di Eugenio, 24 Biscossi, 77 Dimas, con la maglia numero 1 secondo portiere Filippo Anzini. In panchina il tecnico Fabrizio Reali, mentre la gara è iniziata proprio in questo istante, gara che sarà diretta da Francesco Saverio Mancuso della sezione di Lamezia Terme e Vincenzo Cannistra della sezione di Catanzaro, mentre il crono è Amedeo La Calamita della sezione di Bari. Nono posto in classifica per il Manfredonia alla vigilia di questo match, decimo, visto che poi attenzione subito il tap-in di Dion Barbieri, che approfitta di una sbavatura difensiva della Roma, e quindi dopo appena 14 secondi il Manfredonia è avanti 1-0. Terza rete stagionale per Barbieri, probabilmente la più facile di questo avvio di campionato per lui. Indecisione piuttosto grave tra Ducci ed un compagno. La palla è rimbalzata lì dalle parti di Dion Barbieri, che era lì appollaiato sul secondo palo. È stato un gioco da ragazzi per lui depositare il pallone in porta, la porta sguarnita, e quindi meglio non poteva cominciare questo match per il Manfredonia, che in questo filone di gare interne sino ad ora non aveva mai avuto la possibilità di cominciare con il piede giusto come in questo caso. Manfredonia che in casa ha vinto una gara, pareggiate 2, perse 2. Tra l'altro peggior difesa casalinga per la squadra di David Ceppi. Recupera il pallone Avellino, palla puntata d'improvviso da parte di Luciano Avellino, di sasso Caio Ainsa, ed è subito 1-1 Roma. Botta e risposta Barbieri Avellino, e dopo 1 minuto e 5 secondi abbiamo visto già 2 gol. Tra l'altro alla vigilia c'era da aspettarselo, visto che di fronte ci sono il primo attacco della Serie A, vale a dire la Roma con 34 gol messi a segno, e il secondo
quello del Vitulano Dragstore Manfredonia, con 33 reti, favoriti anche da due difese, diciamo così, non imperforabili, perché c'è il Manfredonia che ne ha subiti 40 di gol, mentre la Roma ha fatto meglio sì, ma per quelli che sono i valori di questa squadra, avere la 10ª miglior difesa con 32 reti subite sicuramente non è un fattore positivo, è il motivo per il quale probabilmente la Roma è a sesta in classifica. Murillo, l'imbucata con Gelve che anticipa sul tentativo di tap-in da parte di Borolo. Reazione immediata da parte dei giallorossi dopo il vantaggio di Barbieri, arrivato dopo 14 secondi al minuto numero 1:05. Adesso Caio Heinz insidia Borolo, attenzione, la porta è sguardita, Avellino, determinante, ancora Borolo, ancora Barbieri. Non mancano le emozioni in questo avvio di gara scoppiettante. Murillo, Borolo, si propone Dimas, chiuso Borolo, e allora Barbieri ha innescato Mauro Canal, bomber del Manfredonia con 11 gol messi a segno sino ad ora. Determinante la sua tripletta in occasione del 5-5 maturato a Benevento nell'ultimo match disputato in campionato. Un'altalena di emozioni in positivo e negativo per la compagine garganica, sotto di 3 gol contro i campani, poi addirittura passati dal 3-0 al 3-5. Poi c'è stata la risposta di Lolo Suazo, anche lui doppietta, quella del 5-5 finale, mentre c'è da segnare sui nostri taccuini il primo fallo commesso in occasione di questo match da parte di Musumeci ai danni di Rodolfo Fortino. Dovremmo impiegare non so quanti minuti per raccontarvi quanto ha fatto in carriera questo calcettista. Giocatore classe infinita, numeri strabilianti per lui. Che campione d'Europa con la nazionale italiana, e qui in questa squadra ce ne sono altri. Squadra davvero di assoluto valore, basta vedere il quartetto di movimento in campo. Squadra stellare, Avellino, Dimas, Murillo, Fortino. Torniamo in presa diretta. Dimas, tentativo respinto da Caio Heinz e poi allontanato il pericolo da Gaetano Musumeci. Pallone dalle parti di Ducci e lancio in profondità verso Fortino, anticipato da Lucio, palla lungo l'out di destra, zona d'attacco della Roma, pronto a battere con Murillo. Dentro Alessio Di Eugenio con il 23, ha preso il posto di Avellino. Meritato riposo per lui dopo la rete del pari. Fortino, scarico per Dimas da banda destra, ottima la chiusura da parte di Musumeci. Andiamo a fare anche un po' di ordine a quelle che sono le situazioni legate alle indisponibilità. Da una parte manca Isgro, squalificato, attenzione Dimas, il tentativo respinto da Canal, recuperato da Lucio. Dicevamo, da una parte manca Isgro, squalificato, e poi fuori per scelta tecnica Kaique Rodriguez e Marcelinho. In casa Vitulano Dragstore, assente per squalifica Ronaldo Cabarcas, mentre fallo in attacco commesso da Fortino ai danni di Lucio, contro delle infrazioni che viene pareggiato. Gestualità che non è piaciuta a Cannistra da parte di Fortino, che è andato subito a redarguire il bomber in maglia numero 20. Dicevamo, Ronaldo assente per squalifica. In panchina c'è anche Belloni, ma per onor di firma ha un problema a una caviglia che difficilmente consentirà di poter essere dalla partita. Adesso c'è stato il tentativo terminato di poco a lato da parte di Barbieri, nulla di complicato per Ducci. Murillo con l'esterno sbaglia tutto, recupera il pallone Barbieri, palla per Lucio, lo spagnolo deve superare Fortino. Musumeci, Barbieri, sale la pressione da parte dei giallorossi. Barbieri cade per terra, tutto lo regolare secondo il direttore di gara, proteste anche da parte della panchina pugliese, oltre che del numerosissimo pubblico che oggi gremisce il Palascaloria. Grande appeal
l'arrivo della Roma qui in terra pugliese. Proteste per un presunto fallo di Alessio Di Eugenio ai danni di Barbieri. Lo stesso Di Eugenio fa sportellate con Musumeci, lanci in avanti verso Biscossi, troppo profondo, Caio Heinz lo ha già recuperato. Lucio prova il tunnel su Murillo che non ci casca, fuori lotto, dentro Marco Ercolessi. Ha proposto tanto in questo avvio di gara il Manfredonia, giocando con una certa personalità, cercando di tenere botta anche a quelle che sono le iniziative della Roma. A proposito di giocatori che hanno fatto la storia del futsal l'ultimo ventennio, Ercolessi è lì. Bella triangolazione, arriva Biscossi, ma Caio Heinz c'è, Fortino, deviazione di Lucio, Roma vicinissima al vantaggio. Di Eugenio alla battuta del calcio d'angolo. 5 minuti e 5 secondi sul cronometro, 1-1 tra Manfredonia e Roma. Fortino, vola Caio Heinz, ma la palla non ha deviazioni e quindi termina a fondo campo. Fuori Canal, dentro Michele Murgo, dentro anche Pezzin, così come André Ferreira. Non al meglio della condizione fisica anche André Ferreira. Per lui un piccolo problema rimediato proprio in occasione del finale di gara a Benevento, differenziato per lui. Oggi bisogna capire che tipo di mano potrà dare ai suoi compagni. Squadra in emergenza, dicevamo, fuori Ronaldo, fuori praticamente Belloni. Bisogna stringere i denti per muovere la classifica, una classifica che vede adesso il Manfredonia in zona play out. Attenzione, il palo di Murgo ancora, poi respinta di Ducci. Doppio pericolo per la porta della Roma. Con la vittoria di ieri da parte del Pesaro 4-1 sul Benevento, la situazione di classifica si è complicata un po' per il Vitulano Drugstore Manfredonia. Ne approfittiamo anche per ricordarvi quelli che sono stati gli anticipi, gli altri anticipi del venerdì sera. Ebori Genzano 4-1, la Feld ha superato l'Eco City con una partita di assoluto valore. Pari in rimonta del Napoli Futsal con la L84 Torino che si stava imponendo 0-2 in Campania, e poi la doppietta di Bolo per il 2-2 finale. Torniamo in presa diretta, Ercolessi recupera questo pallone, lo gestisce in coabitazione con Di Eugenio, pallone indietro per Biscossi, Fortino sbaglia un controllo semplice, un evento raro, un errore di Rodolfo Fortino, mentre Avellino è pronto a tornare in campo, così come Dimas. Sono lì in zona cambio. Lucio per il Manfredonia, raddoppiato, palla per André Ferreira, apertura per Murgo, non semplice, aveva tirato una bordata André Ferreira. Pezzin tra le linee, pallone che rimbalza sulla figura di Fortino per poi terminare in fallo laterale. Pezzin, Lucio, Murgo, tutto di prima il Vitulano Drugstore, che però ha la difficoltà di superare la prima fase di pressione da parte degli uomini di Reali. Murgo rischia su Di Eugenio, ma l'ultimo tocco è del 23 della Roma. Murgo, Lucio si propone tra le linee André Ferreira ed eccolo allo scambio, ancora Lucio. Stavolta il passaggio sulla sinistra è errato, si arrabbia non poco Ceppi. Scucchiaiata verso Fortino, pallone colpito con l'esterno, termina lontanissimo dallo specchio della porta difesa da Caio Heinz. Oggi toccato a lui, Ondovara in panchina. André Ferreira, pressione di Dimas, Pezzin, le prese con Ercolessi, il problema di girarsi lo fa, manca la precisione però al tentativo con il destro da parte di Riccardo Pezzin. Aria di derby per lui, giocatore nato nella Lazio.
mentre l'uscita pressing errata da parte della Roma è frutto anche di un buon gioco di squadra operato dai biancocelesti di casa. Murgo, Lucio, pressione di Fortino su di lui, allora palla dalle parti di André Ferreira, Pezzin raddoppiato, tiene botta Fortino ed Avellino, bella palla in profondità proprio per Pezzin, in mezzo c'è Lucio, palla troppo arretrata, c'è Fortino però che prova a ripartire, palla per Ercolessi, scivola Pezzin e poi il passaggio filtrante di Avellino non trova pronto al controllo Fortino. Buon per il Manfredonia che può tentare di uscire dalla propria tre quarti campo con Murgo. Fortunoso il primo tocco, ora il secondo. Dimas! Palla al lato. Difficoltà che ovviamente alla vigilia era prevista, quella di affrontare uno squadrone come la Roma. Adesso però c'è un altro problema per il Manfredonia, quello di capire come uscire dal pressing sul primo portatore di palla per provare a salire con il baricentro. Lancia adesso verso André Ferreira con la nuca. Dimas anticipa l'avversario, rimessa laterale in zona d'attacco in favore del Manfredonia con la difesa che può respirare. È tornato in campo Belloni. André, tentativo che non trova deviazioni nonostante le richieste di André Ferreira. Fuori Fortino, dentro Ceccarelli con la maglia numero 16 2007, Tommaso Ceccarelli. Murilo lo cerca con lo sguardo, non lo trova perché c'è l'intercetto di Pezzin, palla vagante recuperata da Lucio, all'indietro per Caio Ainsa. Barbieri, Ferreira, tunnel a Murilo, pallone recuperato però da Dimas. Ceccarelli troppo veloce nel cercare lo scarico verso Avellino. Pezzin, pressione di Dimas, tutto regolare, anzi no, l'arbitro fischia un calcio di punizione in favore del Vitulano Dragstore. Fallo di Dimas su Pezzin, seconda infrazione Roma, quando siamo quasi allo scoccare del minuto numero 8. Dentro Darius Gelve, fuori Pezzin che prima di andare ad accomodarsi in panchina è stato catechizzato da David Ceppi. Ceccarelli per la Roma. Avellino. Ancora per Ceccarelli. Per poco Gelve non lascia lo spazio per una corsia di banda destra liberissima. Invece rimessa laterale per la Roma già operata da Murilo. Dimas, il capitano, deve superare Barbieri, dribbling, lo favorisce ancora Dimas, tocco morbido, ma la palla è fuori. Ainsa per Barbieri. Gelve alza la testa, cerca in avanti Musumeci, pallone troppo tagliato, impossibile da raggiungere per il siciliano in maglia numero 22. Allunga la squadra Ceccarelli dando una opzione in più a Ducci, ma è Avellino che riparte dalle retrovie, passaggio a cercare Dimas, troppo largo, si chiariscono i due, buona l'intenzione. Fuori André Ferreira, dentro Mauro Canal. Barbieri, bella la palla verso Canal, quantomeno come idea, tant'è che arriva il cenno di assenso da parte di Mauro Canal. Dimas in avanti per Ceccarelli, prova a prendere lo spazio, ci riesce! Caio Ainsa determinante. Che giocata da parte di Tommaso Ceccarelli. Ha fatto valere un fisico importante, lasciato sul posto Gelve. Palla in mezzo, ancora Caio. Recupera il pallone con le mani e serve Canal. Subito chiuso da Avellino. Passaggio filtrante lungo la banda di sinistra, ma Barbieri si era centrato e quindi Roma che riparte dalle retrovie con Antonio Dimas. Murilo, Avellino centralmente. Ancora per Murilo. Dimas, Roma nella metà campo avversaria.
Lo scarico per Ceccarelli, chiuso questa volta da Gelve, rimessa a Roma. Quando siamo entrati nella seconda parte del primo tempo, risultato di 1-1, Barbieri e Avellino i marcatori. E c'è il time out chiamato dalla panchina giallorossa. Si ritorna in campo con il risultato di 1-1. Roma che fuori casa ha vinto 2 partite, ne ha perse altrettante, reduce dal 2-2 interno contro il Napoli Futsal. Squadra che non vince in campionato dal 22 novembre, dal 5-2 alla Fortitudo Pomezia, mentre l'ultima gara esterna vinta è quella del 15 novembre, 4-1 in casa della Sandro Abate. Squadra che ha vinto anche a Cosenza 6-3, poi ha perso anche in casa dell'Eco City 6-2, mentre l'ultima gara esterna è quella persa 5-2 in casa della L84 Torino, una squadra che deve ancora trovare la sua dimensione in questa stagione. I valori li conosciamo benissimo, campionato equilibratissimo, bellissimo. Ducci in profondità, attenzione, Caio Ainsa con qualche rischio, recupera il pallone, poi prova a servire Musumeci, il pallone è troppo lungo, Musumeci lo chiede più basso questo pallone. Dimas per la Roma con Murillo, Fortino, è già partito Dimas, eccolo servito da Avellino in banda sinistra. Fortino, Murillo, Avellino, ancora per Dimas. Si ripete la sfida con Barbieri che lo chiude in fallo laterale. Avellino alla battuta per Fortino, tiro rimpallato dalle ginocchia di Gelve. Ancora Roma con Dimas, Fortino, lo scarico errato, c'è la chiusura di Gelve. Riparte il Manfredonia con Barbieri, almeno tenta di farlo, perché poi il rimpallo con Fortino non favorisce il numero 10 del Manfredonia, e adesso si accomoda in panchina. Tornato in campo anche Biscossi, che tocca palla nello scambio con Murillo, sbaglia il numero 8 della Roma. Musumeci prova a superare Biscossi, serie di contrasti nella tre quarti campo della Roma, mette ordine di Eugenio, palla per Fortino, aspetta che salgano i compagni a dare manforte. Biscossi, rischio Caio Ainsa, palla in calcio d'angolo. Di Eugenio alla battuta del corner, si coordina Biscossi, pallone colciato male. C'è un problema per Caio Ainsa che ha già servito Gelve. Pezzin, Gelve di prima intenzione in avanti per Musumeci, anticipato da Fortino, recupera il pallone Pezzin, centralmente Pezzin, ancora Pezzin per Musumeci, chiuso da 2 avversari, cade per terra perché c'è stata un'infrazione commessa da Rodolfo Fortino, calcio di punizione in favore del Manfredonia, fallo numero 3 commesso dalla Roma, 2 di questi da Fortino.
Fuori Pezzin, dentro Murgo. Vediamo se momentaneamente per provare a sfruttare uno schema da calcio di punizione oppure no. Canal sul punto di battuta. Fortino lì in zona barriera che adesso viene fatta rispettare da Mancuso. Fischio del direttore di gara, palla respinta da Ducci che poi in due tempi recupera il pallone. Murillo, Di Eugenio in profondità per Murillo che non si intende con il compagno e quindi gioco facile per il Manfredonia con Caio Heinz che ha già servito Canal. Musumeci, Murgo, controllo orientato, pressione di Di Eugenio, rischia tantissimo, poi Canal d'astuzia. Gelve riparte per il Manfredonia, carica il tiro, in due tempi Ducci. Di Eugenio, Murillo, ancora per Di Eugenio, Fortino, cambio di banda ma c'è Musumeci a chiudere bene. Canal, Musumeci, Gelve, Murgo, lo aspetta Murillo lì, vediamo chi vince la sfida, il numero 8 della Roma, poi Ducci spedisce il pallone sulle tribune del Palascaloria. Controfallo Murgo, rimessa laterale che passa tra i piedi dei giocatori della Roma. Non ha battuto la rimessa nella giusta posizione Michele Murgo e allora Roma che recupera il possesso. Biscossi in avanti verso Fortino, di prima intenzione a cercare Ercolessi ma c'è la copertura di Canal. Caio Heinz in avanti verso Pezzin tra due avversari, l'ultimo tocco di Biscossi, quindi rimessa Manfredonia. Canal di prima intenzione, non si intende con Pezzin, praticamente gli ha tirato tra i piedi. Murgo, Lucio cerca Pezzin, si allunga la maglia del 21, tutto regolare. Lucio centralmente, lo scarico per Canal sul secondo palo, grande risposta di Ducci sul possibile tappin di Pezzin. Rodolfo Fortino deve far rispettare la distanza per battere questa rimessa laterale, questo gli dice Mancuso. Lucio, tentativo con il destro respinto da Fortino. Ercolessi riparte, Biscossi ancora per Ercolessi, chiuso da Canal, allora si torna dietro. Biscossi, altro intervento positivo in fase di non possesso da parte di Lucio, tiene in campo il pallone Marco Ercolessi, ragiona, apre verso Biscossi, non dei migliori il controllo, allora si va dalle parti di Daniele Ducci, cerca Biscossi, errore in fase di impostazione e quindi rimessa Manfredonia. Fuori Fortino, dentro Dimas. Lucio, Murgo, André, forse fallo di Di Eugenio su Pezzin, l'arbitro lascia proseguire. Rimessa laterale Manfredonia. Con Mancuso che aveva prima segnalato la rimessa per il Manfredonia, forse piccola disattenzione, poi darla alla Roma. Ercolessi per Biscossi, Dimas la tiene in campo, Ercolessi, Dimas supera di slancio Lucio, ancora Dimas, ottima la chiusura in scivolata da parte di Riccardo Pezzin. Ercolessi, contromovimento da parte di Seferi che non viene però servito. Ancora Ercolessi verso Dimas,
Sbaglia il controllo Lucio, poi il tentativo in diagonale di Dimas non crea problemi alla retroguardia del Manfredonia, che adesso chiama il suo time out. Poco meno di 5 minuti alla fine del primo tempo, sempre 1-1 al Palascalore tra Vitulano Drugstore, Manfredonia e Roma. Il botta e risposta Barbieri Avellino dopo 1 minuto e 5 secondi. Per il momento decide questa gara, una gara davvero bella da vedere, che le due squadre stanno giocando a ritmi altissimi con grande concentrazione. Dimas, Seferi, ancora Dimas, cerca di superare Murgo, palla in profondità, ma il pallone però è uscito oltre il rettangolo di gioco. Manfredonia che in casa ha pareggiato con la Meta 5-5, così come con la Came Treviso, vinto con la Sandrabate e poi perso le ultime due contro Vinumita Petrarca per 4-8 e poi con la L84 Torino 0-3. Dimas riparte, lascia sul posto Murgo, ancora Dimas, palla in mezzo, ma arriva André Ferreira in chiusura. Avellino alla battuta. Si coordina Dimas, ma c'è la deviazione di Pezzin che con la schiena mette il pallone in calcio d'angolo. E quindi Avellino cambia banda, ma è sempre lui a battere il calcio piazzato. Dimas. Ceccarelli. Avellino, bella la giocata di Seferi. Poi c'è la chiusura di Pezzin, Lucio verso Murgo. Forse non si aspettava questo pallone. Ancora proteste da parte di Ceppi su una presunta trattenuta un suo giocatore. Dimas in avanti per Ceccarelli, l'ultimo tocco è il suo, rimessa a Vitulano Drugstore. Lucio per André Ferreira, di prima intenzione avanti verso Pezzin, ma è Avellino ad anticiparlo depositando il pallone in fallo laterale. Di positivo c'è che il Manfredonia guadagna metri in zona d'attacco. Murgo tra le linee per André Ferreira che arriva con una frazione di secondi in anticipo, contropiede Roma. Dimas centralmente, Dimas con il petto Caio Ainsa. Distinto la parata del portiere del Vitulano Drugstore. Azione nitida quella costruita dalla Roma con un varco centrale che si era creato bello ghiotto per Antonio Dimas. Ancora lui, ancora chiusura, questa volta di Murgo. Prova a ripartire il Manfredonia proprio con Murgo. Scontro con Ceccarelli. Ha già battuto il Manfredonia con Murgo per terra. Adesso lo stesso Lucio mette il pallone in fallo laterale. Ammonizione per un componente della panchina della Roma, nel frattempo lo staff tecnico. Murgo parla con l'arbitro, ma in realtà l'arbitro non ha colpe perché Pezzin ad aver giocato
il pallone in maniera immediata, con lo stesso Murgo ancora per terra. Sportivamente Avellino restituisce il possesso. Quarto fallo nel frattempo commesso dalla Roma. Murgo di prima intenzione verso Pezzina, anticipato nuovamente da Avellino. Palla per Dimas, si accentra Dimas, Murgo torna sul 77, determinante il suo esterno destro. In campo Barbieri per questo finale di prima frazione di gioco. Poco più di 3 minuti ancora da giocare. Dimas, fendente, che attraversa tutto lo specchio dalla porta. La palla fuori. Musumeci, la deviazione sul pallone è proprio del 22 dopo l'opposizione positiva di Avellino. Dimas, velo di Murillo, palla ancora per Dimas, restituita da Fortino che gestisce il pallone adesso per Avellino. Dimas, arriva di gran carriera Avellino, eccolo servito, palla in mezzo per Dimas, il pallone rimane lì, per terra sia Dimas che Caio Heinz. Vediamo il direttore di gara cosa decide. Decide di andare a soccorrere i due calcettisti. Proteste da parte della panchina della Roma che chiedevano un calcio di rigore. Proteste anche di Murillo così come di Fortino. Credo sia arrivato anche un cartellino giallo per Canal. Dalla segnalazione dell'arbitro credo sia Canal. Entrato in campo per proteste col Fratino. E quindi cartellino giallo per il capitano del Vittoriano Dragstore. Gioco che sta per riprendere con una palla scodellata, visto che in realtà il pallone, o meglio il gioco era stato interrotto dall'arbitro per soccorrere Dimas e Caio Heinz. Fortino con l'esterno verso Murillo, colto in controtempo, rimessa laterale Manfredonia. Lucio, Barbieri, André Ferreira non riesce a tenere in campo il pallone, rimessa Roma nella tre quarti campo pugliese. Fortino anticipato da Barbieri che prova a ripartire, da un'occhiata sulla banda opposta, c'è Ferreira ma c'è anche la chiusura perfetta di Murillo. André Ferreira, la battuta dalla rimessa laterale. Barbieri centra in pieno Murillo. Il possesso è sempre in favore dei padroni di casa. Barbieri, Lucio, Canal, ancora per Dioman Barbieri. Cerca Musumeci, lo trova in un secondo momento. Lucio, Murillo anticipa Canal, però poi è Lucio ancora a chiudere. Barbieri, Lucio, mentre Murillo chiede il cambio. Bella palla per Barbieri, ancora Barbieri, palla in mezzo ma c'è Ducci. Contropiede, attenzione, Manfredoni ha scoperto Dimas, e la palla è fuori. Che occasione per Dimas, con Fortino che non l'ha presa bene, ha mandato a quel paese il capitano. Canal,
in avanti, Avellino anticipa Musumeci, palla vagante che tocca Avellino, recupera Canal servendo Musumeci, ancora Musumeci sulla banda opposta per Barbieri di prima intenzione, chiusura di Dimas, ma è ancora Barbieri in possesso palla, serie di finte, Dimas non ci casca, riesce anche a tenere in campo il pallone, lo stesso prova a fare Barbieri, ma la palla termina fuori. Barbieri si ferma un attimo perché deve recuperare un parastinchi. Poco più di un minuto ancora da giocare in questo primo tempo. Dimas, Avellino, ancora Dimas, palla per Fortino in mezzo, bravo Canal ad anticipare Avellino. Ercolessi, Avellino, Dimas, ancora per Avellino, ma il pallone è uscito in fallo laterale e quindi indicazioni di Ceppi a Barbieri. Rimessa laterale che va battuta nella banda opposta a quella dove è presente il pallone adesso. Pronto Lucio a rimettere in gioco. Musumeci si abbraccia con Di Eugenio, fallo ed ammonizione per Di Eugenio. Ammonizione per il numero 23 della Roma, ma soprattutto esaurimento del bonus falli per la Roma e quindi 48 secondi nei quali i giallorossi dovranno evitare di commettere altre infrazioni, altrimenti si manda il Manfredoni a tiro libero. Ducci mette Fortino in barriera, Lucio pronto a battere questo calcio di punizione. Barbieri prova la penetrazione, Canal, Barbieri non riesce a controllare il pallone che termina a fondo campo. Ercolessi, Di Eugenio, Fortino fa la lotta con Lucio, il pallone però è uscito in fallo laterale. Barbieri cerca Musumeci, deviazione con la testa da parte di Dimas, guadagna qualche metro il numero 10 della Manfredonia per battere una nuova rimessa laterale. Canal, Barbieri prova il turno su Dimas che non ci casca, contropiede Roma, è partito Dimas, palla verso Fortino, capisce tutto Lucio, chiude la diagonale, allontana il pericolo. Ercolessi chiude a sua volta su Musumeci, Ducci con i piedi in profondità verso Fortino, anticipato da tutti, attenzione, palla vagante. Lucio stava per mettere in difficoltà Caio Heinz, alla fine arriva Musumeci a spedire il pallone in calcio d'angolo, chiede scusa Lucio a Caio. Ercolessi alla battuta del calcio d'angolo, si muove Dimas al limite dell'area di rigore, palla all'indietro per Di Eugenio, carica il mancino, palla che fa la barba al palo, ma non c'è stata deviazione e quindi Caio Heinz con le mani cerca in profondità Musumeci, c'è la deviazione, la palla termina però a fondo campo. Non c'è più tempo, è arrivato il suono della sirena, si va negli spogliatoi con il risultato di 1-1 tra Vitulano Drugstore Manfredonia e Roma. A risentirci per i secondi 20 minuti effettivi del match.
Nuovamente collegati con il Palace Caloria per seguire insieme il secondo tempo di Vitulano Drugstore Manfredonia Roma. Gara valevole per l'11ª giornata del campionato di Serie A, ultima gara ufficiale dell'anno solare 2024, un anno foriero di emozioni, gioie e grandi traguardi operati dalla compagine manfredoniana. L'apice sicuramente la promozione in Serie A, una vittoria sul Pordenone grazie al rigore siglato nella finalissima da Giampaolo. Ma adesso comunque una prima parte di stagione in Serie A, la seconda nella storia del club, non negativa, perché la squadra ha cominciato davvero bene, poi ha avuto una flessione che ci può stare in un campionato come quello di Serie A, soprattutto quello di quest'anno, davvero complicato. Squadra che occupa la quart'ultima posizione con 9 punti, soprattutto in relazione alla vittoria operata ieri nell'anticipo dal Pesaro 4-1 sul Benevento. Gara che è iniziata per quel che riguarda il secondo tempo, si riparte dall'1-1 maturato nella prima frazione di gioco. Ricordiamo gol di Barbieri dopo 14 secondi, pari di Avellino al minuto numero 1:05. Musumeci si gira in due tempi. Ducci, subito un tentativo da parte del Manfredonia, una partita che nel primo tempo è stata gradevolissima con occasioni da ambo le parti. Di Eugenio allontana dalle parti di Caio Insa. Allora andiamo a vedere quelli che sono i quintetti iniziali di questa ripresa. Caio Insa, Barbieri, attenzione, Murillo, arriva il vantaggio della Roma, il primo di questa gara dopo 52 secondi. Murillo, errore in fase di impostazione e Murillo non perdona lì, un rigore in movimento per Murillo. Terza rete in stagione per lui e quindi partenza in salita per i pugliesi, che pagano caro questo tipo di sbavature. C'è un'eternità da giocare, ma sicuramente recuperare un gol alla Roma non sarà cosa semplice. Dicevamo del quintetto della Manfredonia con Caio Insa, Barbieri, Lucio, Canale e Musumeci. Roma che risponde con Ducci, Murillo, Biscossi, Di Eugenio e Fortino in questo momento. Ancora Barbieri, lotta con Murillo, palla per Musumeci, si allunga il pallone, poi arriva Murillo a sparacchiare via il pallone. Barbieri, Canal per Lucio, spostato in maniera regolare da Biscossi, poi Ducci allontana il pericolo, pallone dalle parti del collega Caio Insa. Vediamo Manfredonia che deve fare a meno dello squalificato Ronaldo Cabarcas e dell'infortunato Belloni, anche se in presenza tra i 12. D'altra parte invece fuori Isgro per squalifica, per scelta tecnica invece fuori Marcelinho e Craig Rodriguez. Musumeci, limite dell'area di rigore, problema di girarsi, Di Eugenio in pressione, Canal, Barbieri sbaglia il passaggio verso Mauro Canal. Roma che avrà poco tempo per festeggiare il Capodanno, visto che sarà impegnata a Catania in Supercoppa Italiana il 4 di gennaio, la semifinale contro il Napoli Futsal.
L'altra semifinale è tra Meta Catania e Lecco. 5 gennaio c'è la finale che verrà trasmessa su Sky. Avellino per Dimas, ottimo il controllo, bene il tiro, manca solo la precisione. Lucio verso Musumeci, prova a tenere in campo il pallone, ci riesce, non era semplice. Ancora Musumeci, doppia pressione, palla per Barbieri, Canal di prima, ma c'è solo Avellino che alleggerisce dalle parti di Ducci. Lancio verso Fortino, lo chiude Canal, si deve girare Fortino, la palla per Avellino, distinto, che risposta di Caio Heinz. Poi Canal mette in difficoltà il proprio estremo difensore, costretto ad anticipare Avellino. Il fallo laterale battuto da Luciano Avellino non trova deviazioni, anzi sì, quella di Lucio, e quindi no, veniamo smentiti dal direttore di gara. Rimessa per il Manfredonia, battuta proprio da Lucio, scambio con Barbieri, palla per Caio Heinz, Canal, velo di Lucio, palla per Barbieri, Lucio sale, palla al piede, Barbieri, Canal, ancora Dion Barbieri, Musumeci, arriva la pressione di Fortino sul siciliano in maglia numero 22, non può toccare palla Caio Heinz, se ne ricorda Canal che evita anche il calcio d'angolo. Avellino, Dimas in avanti verso Fortino, pressato da Lucio, si gira Fortino, deviazione in calcio d'angolo da parte di Caio Heinz. Plaude alla copertura di Caio Heinz mister Ceppi, poi palla che dopo un rimpallo incoccia sul palo, viene allontanata, rimessa laterale per la Roma. Dimas centralmente, scarico per Avellino, c'è la pressione di Musumeci, allora si va dalle parti di Fortino, centralmente Ercolessi lotta con Canal, tutto regolare anche se Ercolessi cade sulle tavole del Palascaloria. Poi la finezza di Dimas a cercare Avellino non trova seguito, palla in fallo laterale, fuori Musumeci e Barbieri, dentro André Ferreira e Pezzin. Eccolo toccare il pallone Riccardo Pezzin, palla sul secondo palo verso Canal che apprezza l'idea, arriva però con un po' di ritardo su questo pallone, non ci può arrivare la deviazione. Dentro anche Federico Borolo con la maglia numero 15, fisico davvero imponente per il classe 2004 a disposizione di Fabrizio Reali. Ercolessi, Avellino di prima intenzione, blocca sicuro Heinz, André, Lucio, ancora André Ferreira, panchina che si lamenta per un presunto fallo ai danni di Lucio, tutto regolare secondo i direttori di gara, lasciano proseguire l'azione di Lucio. Dimas anticipa Pezzin, Dimas con il volto Heinz, palla in fallo laterale, ancora Avellino, tiro smorzato da Pezzin, Canal, Borolo anticipa André Ferreira, si gira, pallone alto, su un problema per l'estremo difensore del Vitulano Dragstore Manfredonia. Contro una squadra così forte avere una rotazione limitata per un componente diventa un fattore per il Manfredonia. Errore di Ferreira, palla per Dimas, tentativo respinto da Gelve, ancora Dimas, si trascina il pallone avanti con il tacco, palla poi a fondo campo. Problematiche anche per, ricordiamo, André Ferreira che non è uscito benissimo dalla trasferta di Benevento. Ancora Avellino, Murgo lotta con Borolo, Avellino, palla per Borolo, si divora il 3-1 la Roma. Roma che in ripartenza sta affondando il colpo più volte, Manfredonia che sta rischiando di capitolare per la terza volta in questo
primo quarto di ripresa. Murgo passa tra due avversari, è partito Murgo, ancora Murgo, poi non ha praticamente più fiato, cerca Pezzin sul secondo palo, ma il pallone però è errato. Dimas, Ercolessi, Borolo, chiuso da Gelve, recupera il pallone André Ferreira, si agganciano Borolo e Gelve, direttori di gara che lasciano proseguire. Buon per la Roma che ha recuperato il possesso, lo gioca con Fortino, cercare in avanti Dimas, ci riesce Dimas, ancora una volta strepitoso Caio Heinz. Murgo cerca Gelve ma intercetta Fortino, ancora Murillo, palla per Fortino, tutto solo. C'è da registrare la fase difensiva di questo Manfredonia che sta sbandando pericolosamente. Gelve, Murgo, ancora per Darius Gelve, deviazione di Fortino. André Ferreira in avanti per Pezzin, tunnel a Fortino, poi si scontra con André Ferreira, attenzione, Fortino non si intende con Dimas, che pericolo, scampato dal Manfredonia che adesso perde palla con Murgo, contropiede Murillo, ancora una volta è parata super da parte di Caio Heinz, sta tenendo a galla i suoi Caio Heinz, almeno 3 interventi determinanti nella ripresa da parte del portiere del Vitulano Dragstore Manfredonia. Pezzin, attenzione, agganciato da Dimas in maniera piuttosto evidente, l'arbitro segna un calcio di punizione in favore del Manfredonia. Primo fallo della ripresa, quello commesso da Dimas. Gelve sul punto di battuta, entrato in campo anche Canal per provare a sfruttare questo calcio piazzato. Sono situazioni che capitano poche volte nell'arco della partita, quindi deve essere bravo il Manfredonia a provare quantomeno a rimettere tutto in parità. Sistemata la barriera da Ducci, accanto a Fortino ed Ercolessi. Canal e la palla termina in rete! Riccardo Pezzin per il 2-2 del Vitulano Dragstore Manfredonia. Sette minuti 12 secondi sul cronometro. Detto fatto, il Manfredonia sfrutta al meglio la situazione da calcio piazzato e Pezzin sul secondo palo spinge il pallone in rete per il nuovo pari 2-2 al Palascaloria, con la seconda rete stagionale di Riccardo Pezzin. Canal, André Ferreira cerca Pezzin che fa sportellate con Di Eugenio, il pallone che termina direttamente in fallo laterale. Applausi da parte della tifoseria di casa per Pezzin, non solo per il gol ma anche per la prestazione di cuore che ci sta mettendo. Gelve anticipa Fortino con l'esterno verso André Ferreira, scarico non pulitissimo ma comunque c'è. Pezzin lotta con Murillo, tutto regolare secondo il direttore di gara, e si aspettava un calcio di punizione che non è arrivato. Fortino aspetta l'arrivo dei suoi. Murillo, palla verso Biscossi, pallone troppo lungo, non ci può arrivare. Predica calma Ceppi in panchina, partita lunghissima, può accadere ancora di tutto. Canal, Gelve, pressione di Fortino e allora si va dalle parti di André Ferreira. Biscossi
Ancora Gelve nell'area di rigore, alleggerisce dalle parti di Musumeci che tiene con personalità lo scarico, poi sbaglia tutto, Biscossi riparte, attenzione, Biscossi! Ancora Caio Insa, palla che non è uscita, ma c'è Caio Insa ancora una volta a recuperare il pallone. Si è acceso anche il pubblico del Palascaloria. Canal con l'esterno per Barbieri, chiuso da Fortino e di Eugenio, l'ultimo tocco è del numero 23 della Roma. Fortino recupera il pallone battuto da Barbieri, ostruzione di Barbieri, calcio di punizione in favore della Roma e cartellino giallo sventolato in faccia a Dion Barbieri, ammonito numero 3 della partita dopo Canal e di Eugenio. Conto delle infrazioni che segna uno pari, così come in parità il parziale 2-2 al Palascaloria. Murilo, Avellino, Fortino, ancora Avellino, Fortino lotta con Gelve, si agganciano i due, si lamenta Fortino con Gelve che aveva abbracciato Gelve, anzi il contrario, e quindi fallo che ha rischiato di commettere il numero 14 del Manfredonia. Barbieri, nono minuto in corso, Gelve sbaglia tutto, recupera Fortino, palla per Biscossi che calcia sulla figura di Canal, fortunato nel rimpallo, adesso prova a gestire, palla verso Fortino che prova a superare Gelve, da terra Gelve deposita il pallone in fallo laterale. Avellino la battuta dalla rimessa laterale per la Roma, arriva Murilo, la palla è verso Fortino, pallone impossibile da raggiungere per il bomber in maglia numero 20. Capocannoniere della Roma con 8 gol messi a segno in coabitazione con Dimas. Gelve cerca Musumeci, anticipato da Murilo, Roma che riparte da Avellino. Fortino chiede palla in banda opposta, la riceve, lo scarico per Avellino anticipato da Canale, ma ancora Roma con Biscossi. Avellino, Fortino, bello lo scarico per Biscossi, tanto grande la risposta di Caio Ainsa, ma il pallone non è uscito. Vediamo di chi è l'ultimo tocco, di Avellino, e quindi rimessa a Manfredonia. Gelve alla battuta, Barbieri, Musumeci tiene al raddoppio Murilo Avellino, vediamo alla fine in questa lotta serrata chi ha la meglio. Fallo ai danni di Musumeci, proteste dalla panchina della Manfredonia e arriva il cartellino giallo per Luciano Avellino, quarto ammonito della partita, il numero 18 giallorosso. 2 per parte, Barbieri e Canal per il Manfredonia, Avellino ed Eugenio per la Roma. Roma che ha commesso la seconda infrazione di questo secondo tempo. Mentre siamo entrati nell'ultimo quarto di gara. Parlavamo di Supercoppa, campionato che invece nel 2025 tornerà il 10 di gennaio. Con Sporting Sala Consilina, Vitulano Dragstore Manfredonia e Roma Meta Catania. Gioco ripreso, Canal, Lucio, Canal, ancora Lucio, pressione di Dimas su Barbieri, bella palla filtrante verso Musumeci, anticipato da Dimas. Ducci in profondità, Caio Ainsa recupera il pallone, serve il più vicino Canal, il capitano alza la testa, vede il da farsi, serve Barbieri, Canal, fa movimento Musumeci, ancora Barbieri, Lucio, pressato da Fortino, c'è spazio per Musumeci che prova a ripartire, finalmente si posiziona
con il quartetto di movimento. Il Manfredonia la mette a campo giallorossa. Scontro Avellino-Barbieri, fischio, calcio di punizione e Avellino deve stare attento, è già ammonito. Proteste generali tra panchina e spalti. Terzo fallo Roma. Calcio di punizione sul punto di battuta, ci sono Gelve e Canal, siamo piuttosto distanti dalla porta rispetto a quello che è stato il punto da cui è nato poi il 2-2 di Pezzin. Prende la rincorsa Gelve, così come Canal, vediamo cosa decidono. Canal, Ducci anticipa Gelve, poi Ercolessi mette il pallone in fallo laterale. Torna in campo Lucio in luogo di Darius Gelve. Lucio, Barbieri, intercetto momentaneo di Ercolessi, rimessa Manfredonia. Barbieri, Lucio con l'esterno per Musumeci, prova a girarsi, allora c'è lo scarico per Barbieri, tra le linee trova Lucio, seppur in orizzontale, ancora Barbieri, diagonale in due tempi Ducci. Serve il più vicino Avellino, Roma che riparte con l'uscita pressing a firma Ercolessi, Avellino, Dimas. Ercolessi fa movimento in avanti Borolo. È stato però un intercetto momentaneo con la palla che ha toccato il tetto del Palascaloria e quindi rimessa in favore del Manfredonia. Barbieri la battuta, Canal, Lucio, pressione su tutti da parte di Borolo, efficace perché arretra il Manfredonia. Lucio tra due avversari, bella sgroppata di Lucio centralmente, arriva Canal di gran carriera, Canal in bagger, respinge Ducci, contropiede Borolo, la chiusura di Musumeci e Lucio. Che occasione per il Manfredonia, con Ceppi che incita la tifoseria a dare una mano ai suoi. Barbieri, Lucio, parte nuovamente lo spagnolo, meno spazio rispetto all'azione precedente, adesso cerca Canal e lo trova Canal, cade nel momento della battuta a rete, palla fuori. Applausi a scena aperta del pubblico di casa per il Manfredonia e time out chiamato dalla Roma. Si torna in campo dopo il time out chiamato da Fabrizio Reali. La Roma subito sbaglia l'impostazione sull'asse Dimas-Fortino.
Si fa sentire la tifoseria di casa, tra le più calde d'Italia, quelle del Manfredonia, che cerca di dare sostegno ai propri beniamini. Contro una corazzata come la Roma stanno provando a tenere botta. Tentativo di Dimas che si inventa dal nulla il 3-2. Il capitano della Roma riporta i giallorossi nuovamente avanti. (12 minuti e 58 secondi). Una giocata personale di Antonio Dimas vale il 3-2 della Roma. Nona rete stagionale per lui. Questo significa quando in campo hai dei talenti che anche nelle giornate più complicate ti possono risolvere una situazione complicata. Meno di 7 minuti da giocare, nel futsal solo un'eternità. Intanto la Roma conduce nuovamente 3-2 al Palascaloria. Ercolessi, Fortino fa la lotta con Lucio, all'indietro per Dimas. Ovviamente Roma che adesso può giocare di rimessa. Complice anche il vantaggio Caio Ensa. Lucio, bella la giocata con la suola di Lucio. E poi la chiusura di Dimas è perfetta, costringendo l'avversario alla rimessa laterale. Fuori Dimas, dentro Di Eugenio. Fortino scontra con Lucio, poi Murillo mette ordine, palla dalle parti di Ducci, in profondità verso Ercolessi, pallone respinto dalla schiena di Pezzin. Manfredonia che riparte da Michele Murgo, il prodotto di casa del Vitulano Drugstore Manfredonia, che non ha fortuna nel rimpallo con Ercolessi. Rimessa Roma. Fortino all'indietro per Murillo. Fortino, ancora Di Eugenio. Murillo sbaglia il controllo ma riesce a rimediare. Si aggancia poi con André Ferreira. Fallo di André Ferreira. E anche cartellino giallo per il numero 16 del Manfredonia. Terza ammonizione nelle file del Manfredonia. Attenzione, è stato sventolato un cartellino rosso all'improvviso. Credo per Dovara. Dovara, portiere del Manfredonia, espulso. Evidentemente Mancuso avrà sentito qualcosa arrivare dalla panchina pugliese. E quindi espulsione che per fortuna del Manfredonia non incide sulla numerica in campo. Andiamo a registrare sui nostri taccuini. Calcio di punizione. Punto di battuta ci sono Avellino e Dimas. Fischio dell'arbitro. Parte Avellino, palla per Dimas, chiusa da Pezzin. Pericolo scampato dalla retroguardia del Manfredonia. Murillo, Avellino, Lucio anticipa Fortino, ma è ancora là il pallone per Avellino e poi il tap-in di Rodolfo Fortino per il 4-2 della Roma che allunga il Palascaloria.
Nona rete stagionale anche per Fortino, che quindi riabbraccia in vetta alla classifica dei bomber di squadra a Dimas. E a 5 minuti e 27 secondi dalla fine del match Ceppi si gioca Barbieri quinto di movimento. Ci sono da recuperare 2 gol, impresa non semplice contro questa Roma. Barbieri, Musumeci, il tentativo, vola Ducci in calcio d'angolo. Gelve alla battuta del corner. Arretra Lucio per giocare questo pallone con Barbieri. Canal. Ancora per Lucio, Barbieri. Cerca una pressione alta con la difesa dei 4, la Roma. Musumeci cerca di non farsi schiacciare la compagine giallorossa. Musumeci rischia non poco. Lucio addirittura è costretto a recuperare il pallone nella propria area di rigore. Passano i secondi inesorabilmente da indicazioni Ceppi. Gelve. Barbieri. Carica il destro, deviazione di Ducci, sarà nuovo corner. Barbieri. Lucio. Scambia con Canal. Ancora Barbieri. Sulla destra per Gelve, lungo possesso palla da parte della Manfredonia. Lo sta facendo anche con una buona velocità nella trasmissione di palla. Barbieri. Gelve, ancora per il 10, primo oppositore Fortino da quelle parti, dalle parti di Canal, mentre il vice allenatore del Manfredonia Davide Maura va a chiamare il time out. Gelve sbaglia tutto, Avellino recupera il pallone, attenzione che non c'è portiere, adesso arriva Barbieri, si incaponisce in un'azione personale Fortino, perde palla in favore di Lucio, sale poi palla al piede aspettando che si sistemino i 4 compagni di movimento e si riparte con Barbieri. Lucio. Tentativo di Gelve recuperato in 2 tempi da Ducci, che prova la via del gol, ma c'è lo stop perfetto di Barbieri che di gran carriera sale, palla al piede, consegna il pallone a Lucio e si riparte con l'azione del Manfredonia riversata nella metà campo romana. 3 minuti ancora da giocare. Lucio sul secondo palo, Fortino e la palla è fuori. Time out Manfredonia. Squadre che tornano in campo con il Manfredonia che deve recuperare 2 gol ad una Roma che ha saputo reagire al 2-2 di Pezzin con l'invenzione di Dimas e poi la grande giocata corale che ha portato al gol di Rodolfo Fortino. Canal. Ferreira, palla in avanti con Dimas che controlla male, attenzione che Gelve prova a recuperare il pallone, non ci riesce. Fuori Biscossi,
Dentro nuovamente Fortino e dentro nuovamente anche Dio Barbieri, quinto di movimento. E questo serrate finale da parte del Manfredonia deve recuperare 2 gol ai giallorossi. Barbieri, Lucio da banda destra, l'indietro per Barbieri. Scambia con André, si fa vedere Canal sulla sinistra ma si va nuovamente sulla destra. Lucio, Barbieri, eccolo Canal. Bisogna affrettare i tempi perché sono 2 gol da recuperare. De Ferreira perde palla, attenzione, Dimas prova a calciare, per poco il rimpallo di Canal non termina nello specchio della porta. Dimas non riesce a controllare il lancio di Ducci, era rimasto Barbieri tra i pali. Riali chiede ai suoi di rimanere su per evitare tensione e fa il patatrack il Manfredonia con l'uscita pressing senza portiere. È un gioco da ragazzi per Rodolfo Fortino mettere dentro la rete del 5-2. Arriva in doppia cifra Rodolfo Fortino con il gol arrivato a 1 minuto e 42 secondi dalla fine del match, doppietta personale per lui. Francamente un risultato forse fin troppo severo per Manfredonia che si è giocato la sua onesta partita. Ovviamente con il quinto di movimento ci sta poi di aumentare il passivo. Ecco, pallone perso da Barbieri e poi Avellino non c'entra lo specchio. Sta avvicinando sempre più la 6ª sconfitta stagionale per il Manfredonia. La 3ª in casa. Calcio di punizione in favore della Roma. Dimas alla battuta. Di Eugenio per Dimas, varco centrale, Dimas ancora una volta, grande risposta da parte di Caio Heinz. Riparte Canal, raddoppiato, l'ultimo tocco è di Biscossi e quindi rimessa per il Manfredonia. Barbieri scambia con Lucio, Gelve in mezzo per Canal, distinto con il petto Ducci, poi prova a calciare verso la porta avversaria senza fortuna. Lucio, Canal, Lucio, Barbieri, André, pallone che termina in fallo laterale e sarà in favore della Roma che va in gestione. Ormai partita e 3 punti in ghiaccio per i giallorossi che quindi salgono a quota 19 punti in classifica, a -1 dalla L84 e a -3 dalla coppia Napoli Futsal Eco City Genzano, al momento al secondo posto. Squadra destinata a fare grandi cose questa Roma. Ducci in profondità verso Avellino che non riesce a controllare il pallone. D'altra parte tante positive indicazioni per il Manfredonia. Manfredonia che ha ovviamente la necessità di gestire al meglio tutte le risorse a disposizione e in prospettiva anche magari di provare attraverso la finestra di mercato a fare qualcosa per rinforzare la squadra. E arriva il suono della sirena. Il 2024 si chiude con una vittoria della Roma che al Palace Caloria si impone per 5-2 sul Vitulano Drugstore Manfredonia. Grazie a tutti voi per averci seguito in questo ultimo impegno
stagionale del 2024. Da parte di Gianluca Valente un grazie e soprattutto un augurio, un buon inizio d'anno, uno splendido 2025, sempre con il futsal nel cuore.